Si chiama Abbracci la mostra che Genova dedica a Odo Tinteri, artista a tutto tondo, sardo di nascita, genovese d'adozione, internazionale come la sua arte. Abbracci resterà aperta presso la Galleria di Via degli Archi, 39 Rosso a Genova, fino al 22 febbraio, dalle 16 alle 19, festività e lunedì chiusi. È stata inaugurata il giorno di San Valentino, giorno degli abbracci d'amore. L'abbiamo fatto apposta, anzi Mario, che è il direttore di questa galleria, ha voluto coinvolgermi a fare questa mostra, però anche per aprire una discussione, visto che ce n'è bisogno di tanti abbracci, sarebbe bene che ci abbracciassimo un pochino di più e che facessimo meno guerre, però questa è un'altra faccenda in cui io posso intervenire relativamente. Odo Tinteri in questo momento si sta già abbracciando in giro e con la scusa degli abbracci finalmente riesce a trovare nuove amicizie perché lui braccia sia frontale, cioè fa un fronte retro, sai che l'abbraccio può essere fatto in diverse situazioni. C'è da dire che ha avuto la grande idea di organizzare questa mostra con queste bellissime opere e parlando di abbracci, che cosa ti devo dire? L'abbraccio è vittoria, è sconfitta, è coinvolgimento, l'abbraccio è amore, è anche addio, un arrivederci, una promessa, un ritorno. L'abbraccio ha in silenzio mille significati. E allora io che ho la possibilità di abbracciare tutti voi che vedete questo piccolo spazio, ma importante, soprattutto molto intelligente, non posso altro che dire abbracciamoci tra di noi. Io ho fatto le opere, ho parlato di abbracci sia nei dipinti, nei disegni, nelle sculture. Tanti miei abbracci sono già conosciuti e alcuni sono già messi in posizione, per esempio quello di Porto Torres che è messo in un posto bellissimo ed è meta di pellegrinaggio. Poi sto facendo gli abbracci con qualche difficoltà perché prima le città non avevano il problema della sicurezza, adesso ho fatto le sculture in tracchite, cioè in una pietra tipica della Sardegna, però adesso per problemi di sicurezza le vogliono tutte in bronzo, quindi mi sono impegnato a fare i gessi e i gessi, i bozzetti sono qua esposti e niente, quindi ne approfittiamo per fare gli auguri agli innamorati, a coloro che vogliono parlare d'amore, a coloro che cercano l'amore e anche ai delusi in amore. Gli auguri di San Valentino vanno bene per tutti, insomma. Mi ha ispirato molto questa mostra, a parte che Odo Tintero è un carissimo amico ed è notissimo nel mondo come pittore, scultore ed è anche bravo, ha scritto libri, è anche un poeta, un narratore. No, no, è a tutto tondo Odo Tinteri. La sua arte, lei era accennato, scultura, pittura, quindi poliedricità. Beh, faccio un pochino, io sono un pittore, sono un artista a vecchia maniera, cioè faccio pittura, scultura e qualche volta scrivo, a parte il fatto che faccio anche ceramiche, vetrate, cioè faccio tutto quello che mi può permettere di esprimermi nel mondo dell'arte. E nel passato facevo molte serigrafie, litografie, acqueforti, sono anche attrezzato a fare quello, però in questo momento soprattutto dipingo e scolpisco, insomma. Lei ha detto che c'è bisogno di abbracci, ma c'è bisogno anche di arte. Credo che in questo momento ce ne sia più bisogno in assoluto, ma vedo che sta crescendo una certa sensibilità. Cioè negli anni passati si privilegiava il mercato e c'era una grande euforia a comprare e a vendere arte. Adesso invece vedo, perlomeno questa è la mia sensazione come operatore, che sono abbastanza seguito, soprattutto all'estero. Tant'è vero che io pubblico le mie cose e i miei follower, i miei sponsor sono quasi tutti all'estero ormai, pochissimi in Italia e pochissimi E in di questo si Europa. rammarica un po', no? Non è che mi rammarico, prendo il tempo come viene. Purtroppo l'arte è diventata internazionale. Una volta esisteva il pittore più bravo, che so io, di Genova, della Liguria, in Italia, adesso non esiste più. Con i mezzi che ci sono di informazione, ora quando fa arte, per esempio questa mostra qua, e lo vedrò questa settimana, è più recensita all'estero che in Italia. Ho vissuto sempre a Genova e Genova è
il mio amore segreto, insomma. Ormai mi sento cittadino genovese, poi di Genova ho fatto, che so io, ho dipinto tutte le situazioni, ho fatto i chiostri, il Palazzo Ducale, Genova Dorata, via Garibaldi, cioè ho fatto tutti i lavori per illustrare Genova e adesso infatti è stata la mostra di recente qua, Liguria in Costa. Sto dipingendo e ho raccontato tutti i posti più belli della Liguria, anche perché i posti più belli della Liguria hanno una storia alla quale hanno sempre partecipato fin dall'antico. Cioè Genova, le coste della Liguria erano produttrici delle barche più famose nella storia e poi i genovesi sono arrivati dappertutto. Quando io giro per il mondo trovo delle situazioni in cui i genovesi hanno messo lo zampino. Proviamo a fare un gioco. Se invece di essere l'artista fosse il visitatore, quale sarebbe la sua opera preferita? No, le opere preferite è difficile che ce l'abbia nel mio caso. Le opere quando le ho finite mi lasciano sempre dei pentimenti, tant'è vero che le sculture non sono mai finite, tutte le volte che lo vedo devo intervenire, quindi io non sono un fanatico del mio operato. E le opere, beh, in questa mostra la cosa che mi piace, che mi sta a cuore, è il desiderio che possono provocare gli abbracci, di cui penso ce ne sia estrema necessità. È un capitolo che anche nella psicologia, nella medicina è stato un pochino abbandonato. Immaginiamo che gli abbracci fin dalla nascita fino al nostro ultimo respiro ci determinano, ci costituiscono.